Eccolo il progetto del nuovo stadio di Venezia che sorgerà nell'area di 116 ettari del Bosco dello Sport di Tessera. Potrà ospitare partite di calcio e di rugby, concerti ed eventi culturali. Appena approvato in giunta comunale, il progetto esecutivo è stato presentato al municipio di Mestre da sindaco e assessori. Adesso si comincia anche a fare lo stadio, si cominceranno a piantare gli alberi e poi la gente comincerà a vedere le squadre, vedrà i grandi concerti, insomma diventerà un'area sportiva ma anche diciamo di divertimento tra le più grandi, la più grande del Veneto sicuramente, competerà con Bologna e con Milano. Quella è Venezia, ma Venezia metropolitana insieme a Padova e a Treviso, insieme. La settimana prossima sarà predisposta l'area di cantiere, l'avvio dei lavori è previsto a luglio, l'inaugurazione circa 20 mesi dopo, nella primavera del 2027. A quel punto il palazzetto dello sport che gli sorge accanto, i cui lavori sono in fase avanzata, dovrebbe essere attivo da circa un anno. Sarà uno stadio di 18.500 posti, categoria massima per la UEFA, quindi adatto per fare partite di calcio nazionali, internazionali, partite di rugby, ma anche un assetto per concerti ed eventi. Quindi uno stadio moderno, l'unico, devo dire, in Italia, l'unica città che in Italia sta costruendo uno stadio nuovo. Lo stadio costerà complessivamente 92 milioni e 300 mila euro, di cui 47 milioni dall'avanzo del comune e 45 a mutuo. Complessivamente, per la realizzazione dell'intero Bosco dello Sport, il Comune contrarrà un debito di 65 milioni di euro rispetto ai 95 previsti inizialmente. È una risposta fortissima per Tornò che chiedeva le mie dimissioni proprio per bloccare il Bosco dello Sport. Ha detto vogliamo le sue dimissioni così blocchiamo tutto. E io invece voglio sbloccare. Una volta entrato in funzione il nuovo impianto, quale sarà il destino del vecchio stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena? Rimarrà sicuramente campo da calcio, poi perché no, magari fare qualche altro piccolo impianto sportivo, penso a qualche campo da tennis che a Venezia Isola non c'è, qualche campo da padel o anche qualche corsia di pista d'atletica.